Ciao da Nicoletta, oggi sono qui perché vorrei invitarti a una delle mie serate preferite. L'autostima, l'atteggiamento mentale. Quante volte succede nella vita di avere delle battute di arresto? Quante volte succede di guidare metaforicamente l'auto guardando lo specchietto retrovisore, continuando a reiterare pensieri su perché è successo, perché proprio a me? E quante volte ti rendi conto che l'energia che investi per pensare al passato, anziché darti e donarti nuova linfa vitale, ti depaupera di energia? Creare dà forza, rivangare il passato invece toglie energia. Atteggiamento mentale positivo, autostima. Quali sono i tasti giusti da toccare? Qual è il modo migliore per riuscire a rielaborare quei piccoli sassolini sulla scarpa che ognuno di noi ha? Come posso in un momento magari esterno di arresto, comunque di crisi, avere quella forza per fare quel passo oltre? Perché alla fine la differenza che fa la differenza siamo noi. Avere quegli strumenti che ci portano ad agire e a creare è determinante. Quella vocina interiore che ti dice non so se fa per me, chissà se è il momento giusto, chissà se ho la forza. Imparerai delle strategie concrete, veramente concrete, che ti fanno fare quel click, che ti fanno toccare il tasto giusto, che tu sia imprenditore, casalinga, studente, a qualsiasi livello. L'autostima e l'atteggiamento mentale aiutano tantissimo, anche chi ne ha già, perché tutti hanno un margine di miglioramento. I veri campioni stanno in campo anche dopo l'allenamento. Il vero campione è colui che continua ad avere il focus e l'orientamento verso il risultato, con leggerezza, con giocosità e con gli strumenti giusti. Ti aspetto veramente a questa serata perché so che ti farà fare quel click e ti darà quel plus valore che fa la differenza. Ciao!